tutta la coalizione ha preso il 52%, la lista del sindaco ha preso il 37%, tuttavia la scelta della giunta è andata in direzione solamente di un'unica lista, quindi il sindaco ha dimenticato di coinvolgere, diciamo, nella giunta tutte le altre liste che in qualche modo avevano portato voti diciamo, alla causa della Ghio. Ecco. In particolar modo quali sono le altre due liste dalle quali il sindaco avrebbe potuto attingere? Ma guarda, la nostra lista in particolare, che è stata la lista più votata, la seconda lista più votata, non abbiamo avuto nessun rappresentante, non ci è stato neppure chiesto di indicarlo, quindi proprio ci hanno comunicato i nominativi degli assessori diciamo, già stabiliti, e quindi non ci abbiamo avuto nessuna voce in capitolo. In base a questo che decisione ha preso? Io prenderò una posizione di indipendente in Consiglio Comunale, non rinego il passato, anzi ho avuto l'onore di presiedere l'assessorato ai lavori pubblici che per tanti anni ha fatto lavori ribaltando un momentino quello che è Sesti Levante, a cominciare dai vari sindaci, dal sindaco Chella, dal sindaco Lavarello, dal sindaco Ghio nei primi 5 anni, quindi io ho avuto questo piacere, ho impostato, oltre ad aver ultimato delle opere, ho impostato altri progetti e quindi da questo punto di vista collaboro in senso positivo a favore della città. Quindi non sarà una vera e propria opposizione, ma una posizione, diciamo, di critica a seconda delle pratiche? Diciamo una posizione di attenzione rispetto alle varie pratiche, quindi io collaborerò collaborerò in ogni caso, però quando ci sarà da votare per una pratica che sarà per il bene della città, sicuramente io non mi tirerò indietro.